e voi guadagnate finalmente Mestre Bella, ma in cambio pazienza, anche se si perde, come dice Cacciari, come dice Bettin, come dice Caccia, che se si perde anche questo angolo dove portano a pisciare i cani, pazienza, questo così è stato definito in consiglio comunale questo parco dai consiglieri comunali. E così una cosa positiva, liberare la torre, diventa invece uno scandalo nel centro di Mestre. Se guardate l'Espresso di oggi, la copertina dell'Espresso che è in vendita oggi in edicola è Compagni SPA, la società per azioni che li hanno beccati con le mani nel sacco in Abruzzo, adesso in Campania, poi li hanno beccati a Genova, adesso a Firenze, e qui a Mestre invece tutto passa liscio, tutto tranquillo. I Compagni SPA possono distruggere questo parco tranquillamente, tanto dicono che hanno tutto dalla loro parte, sono tutti d'accordo con loro. Tutti chi? Sono quelli d'accordo con loro. Chiediamo agli abitanti di Mestre se sono d'accordo che questo parco sparisca. Chiediamo se è lecito che in cambio di 1,5 milioni che Celana spende, che Guaraldo spende per comprare Celana e buttarlo giù, ci sia un guadagno di 7 milioni di euro. C'è una differenza che il comune regala di quasi 6 milioni di euro. Sono un po' di miliardi, insomma, quasi 12 miliardi. Così. Ma anche 3, 4, 5. E non c'è niente sociale in tutto questo, perché gli appartamenti che si vendono qui si vendono al modico prezzo di circa 8.000 euro al metro quadrato, roba per poverini, insomma, roba per proletari, roba per nulla di Ripeto, signora, il tipo di Sicilia 6.000, originale. 8.000 euro al metro quadrato. Questo è l'affare che si sta facendo in questo momento, la chiamano Mestre Bella, facendo rivoltare nella tomba purtroppo, signore, i politici sono potenti, il marinese è potente. Anzi, lo nominano Ecco qua i canzoncini se vuole, signore. Diventa più bella. Vedrete qui al posto di questo parco, vedrete qui 7-8 piani, dico 7-8 perché sono 7,5, il mezzo è mascherato. E questo qui sarà veramente il nostro sogno. Avevamo proprio bisogno che di fronte a questi condomini finalmente ce ne fossero degli altri. Che cos'è questo sgorbio di parco qui in mezzo? Non c'entra niente, cosa fa? Serve soltanto ovviamente a far pisciare i cani, oppure perché ci vadano gli extracomunitari, allora via, chiudete e fate un po' di pulizia. Come diceva Tacito, per i romani, diceva hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace. Ecco, questo è, faranno un deserto e lo chiameranno Mestre Bella. E allora sentiamo Celentano che canta l'albero di 30 piani. Un comune non riesce a risolvere una situazione del genere, e cioè trovare, qui si tratta di un problema molto semplice, trovare un'area alternativa dove costruire il palazzo. Questa è un'ipotesi, per cui con un comune che gestisce milioni e milioni di euro, un bilancio da 600.000 euro, con ingenti proprietà immobiliari che tra l'altro mette anche in vendita, non si vede come non si possa trovare un terreno dove costruire. Bisogna costruirlo proprio qua, in tutta Mestre. Pensate quanti angoli verdi e quanti angoli fabbricabili ci sono, lo devono fare proprio qua. D'altra parte si dice che il verde aumenta, abbiamo 34, hanno sbandierato che abbiamo 34 metri quadri pro capite, però guarda caso questi metri quadri dove sono? Sono tutti nella cintura, tutti o buona parte nella cintura extraurbana, e cioè dove? Sul bosco di Mestre, che è una cosa molto bella, però non può sostituire il verde sotto casa. Noi non possiamo fare decine di chilometri ogni giorno per trovare un angolo dove portare un anziano, dove ristorarci l'estate all'ombra, eccetera.
Allora noi diciamo questo, che oltre alla logica che vorrebbe che un assessore al patrimonio trovasse un'area alternativa, c'è una proposta non fatta dall'ultimo arrivato ma addirittura dal Presidente del Consiglio Comunale. Cosa dice la proposta? Dice invece di farlo costruire qua diamo uno stabile, un immobile sito tra l'altro qui vicino. Potrebbe essere una situazione onorevole. Allora perché non si fa? Perché non si ha voglia di risolvere nel modo ottimale la questione, evidentemente. Siamo in una democrazia ancora o forse non siamo più su una democrazia? Perché è vero che chi sta decidendo questo, chi ha fatto questo tipo di scelta è stato eletto democraticamente, però noi ci chiediamo, e forse sarebbe il caso che se lo chiedessero anche loro, allora se questi signori che sono stati eletti avessero messo un punto specifico sul loro programma elettorale che diceva: proponiamo la distruzione del rigoglioso parco di via Pio X, costituito da alberi di notevoli dimensioni, anche qualora vi fosse la possibilità di un diverso accordo col privato che possa evitarla. Se avessero messo questo punto sarebbero stati eletti? Ecco, la domanda se la facciamo tutti e crediamo che a un certo punto prevalga il buonsenso e questo piccolo parco lussureggiante possa essere salvato dal buonsenso. Questo comune ancora una volta ci dice di costruire cemento, basta al cemento. Noi diciamo basta al cemento. Gli appartamenti non si vendono, soldi non ce ne sono, ma la speculazione non ha limiti. Noi chiediamo di salvare il parco di via Pio X, salviamo gli alberi. L'associazione Amici degli Alberi chiede di salvare gli alberi in via Pio X. Salviamo gli alberi in via Pio X. Mandiamo tutti una mail al comune